10 secoli di storia, in un viaggio per immagini nelle valli Stura, Orba e Leira, alla scoperta delle tradizioni, del lavoro, dell'arte, dello spirito e dei tesori di questi territori, che li fanno rivivere con una rete di sorprendenti musei, Amele, Masone, Campoligure e Rossiglione, lungo l'itinerario che li unisce alla rinata abbadia millenaria di Tiglieto, prima splendida gemma cistercense in Italia. E proprio l'abbadia è il nostro punto di partenza. Fondato nel 1120 dai monaci della grande riforma benedettina di San Bernardo di Chiaravalle, il suo antico complesso è un patrimonio monumentale, storico e religioso assolutamente unico, riportato a nuova vita da un vasto e delicato programma di restauri. Con la regia della provincia di Genova, il sostegno finanziario della Fondazione Carige, le intese con la famiglia Salvago Raggi, dal 1648 proprietaria dell'abbadia, l'ordine cistercense, la sovrintendenza, il comune di Tiglieto e gli enti del territorio, i restauri hanno riportato alla luce le meraviglie della sala capitolare, cuore dell'organizzazione cistercense, e poi quelle dell'antica chiesa di Santa Maria e Santa Croce, protetta dalla cornice dei monti attorno alla piana nata dal lavoro dei monaci e dai giganteschi alberi che gareggiano in altezza con il suo campanile. Nella sala capitolare, sotto magnifiche volte a crociera, decorate sui costoloni delle vele a fasce rosse e bianche e sostenute da colonne in pietra arenaria, si svolgevano celebrazioni, funzioni, letture della regola e dei testi sacri e si adottavano le decisioni sulla vita del monastero e della sua comunità, registrate poi nei documenti conservati nell'attiguo armarium, anch'esso restaurato e prezioso per la sua rarità nei complessi cistercensi del XII e XIII secolo. Dai tetti, in formelle di laterizio fatte a mano, simili alle scandole di quercia o castagno della prima copertura, ai soffitti lignei delle navate laterali, dagli elementi decorativi sui pilastri, al settecentesco pavimento in ardesia, i restauri hanno restituito aspetto e spirito originario a questa meraviglia di architettura e storia sacra. L'abbadia è sempre esistita, quasi 1000 anni, anzi fra pochi anni ricorrerà il nono centenario della fondazione, però viveva in una sorta di dorato isolamento. Dopo i restauri incominciati sul finire del secolo scorso, è stata riconsegnata alla popolazione di Tiglieto, ma vorrei dire questo patrimonio culturale immenso è stato riconsegnato all'umanità. Nel 1223 a Tiglieto, con l'abate, c'erano 33 monaci di coro e una schiera di conversi. I cistercensi, ritornati poi progressivamente all'abbadia dal 2001, vi sono rimasti sino al 2011, quando, per le difficoltà dell'ordine, hanno dovuto lasciare l'insediamento. Ma presto l'abbadia sarà di nuovo abitata. Purtroppo l'ordine cistercense, in particolare la congregazione di San Bernardo, che era quella che aveva preso possesso dell'abbadia e che ancora oggi è al possesso dell'abbadia, per vicende interne loro sono stati ridimensionati e collocati dai loro superiori in altre abbazie. Però è in corso tutto un movimento per il ritorno dei monaci, che magari non saranno più i monaci di San Bernardo, ma saranno sempre monaci cistercensi, che già dalla primavera prossima incominceranno con visite permanenti sempre più lunghe a riprendere il possesso in toto del monastero e mi auguro in tempi brevi anche dell'intero complesso dell'abbadia e della piana. Un altro segno dell'attenzione e dell'impegno costante per la rinascita di questo prezioso e antichissimo complesso è l'arrivo dell'intesa fra enti e proprietà per i restauri e il comodato d'uso pubblico dell'abbadia di nuovi interventi per 800.000 euro,
cofinanziati dalla Regione con fondi FAS e dalla Marchesa Salvagoraggi e affidati al Parco del Beigua. Con questo progetto, oltre ad andare a mettere in sicurezza la copertura del tetto, il tetto che copre le celle dei monaci, che in questi anni ha sempre avuto qualche problema, andrà a intervenire sul sedime del chiostro, ma soprattutto sulla facciata, la facciata del monastero che dà sul chiostro, la facciata diciamo di ponente, che è senz'altro la più bella, la meglio conservata, dove ci sono le tracce del primo insediamento cistercense. Oltretutto questa facciata va a completare tutto il lavoro fatto nella sala capitolare che sta proprio all'interno o al di sotto di questa facciata. Dal XII secolo passiamo al XV per arrivare ad Acquasanta di Mele. Qui il Museo della Carta ne racconta le preziose e ricercate produzioni locali, a partire appunto dal 400. La sede, l'antica ex cartiera Sbaraggia, fondata nel 1756 e attiva sino al 1985, è stata restaurata e aperta al pubblico nel 1997 con fondi della provincia, del comune di Mele e comunitari. Con i programmi regionali sostenuti da fondi europei sono stati poi finanziati nei progetti presentati dalla provincia per la rete museale del territorio nuovi allestimenti. La provincia in questo ci ha dato una grossa mano per metterli in rete, quindi per promuoverli e per ammodernarli. Noi abbiamo utilizzato questi fondi per costruire una passerella che dal comune di Mele facilita l'accesso al sito del museo e soprattutto materiale tecnologico che permette attraverso video, immagini o musiche di capire quello che era questo mestiere, questa realtà. Sulla passerella dell'Acquasanta il flusso abbondante del torrente spiega già perché proprio in Valleira siano nate, a partire dal 400, tante cartiere che nel XVIII secolo erano addirittura un centinaio. La carta di Mele, famosa in tutto il mondo, quasi inattaccabile dagli insetti e quindi preziosa anche per i documenti delle cancellerie reali d'Europa, nasceva infatti dalla forza dell'acqua che muoveva i magli della macchina a pile multiple, inventata nel 200 a Fabriano. Così si sfibravano gli stracci, allora materia prima, spiega il mastro cartaio Edoardo Tiragallo, che tramanda con passione la sua arte e costruisce anche magnifici modelli d'epoca. Gli stracci dovevano essere di fibra vegetale, lana e seta ad esempio non veniva bene. Allora questi stracci arrivavano a cartiera, venivano selezionati, fatti macerare nella calce viva per toglierci il nervo, toglierci la forza. Dopo un giorno o due presi, buttati in queste vasche qua di marmo, queste si chiamano pile. E di lì ha preso il nome maglie a pile multiple. Lo scopo di tutto questo macchinario è quello di rendere lo straccio una poltiglia, che dopo un gergo è il pisto, una poltiglia molto fine. Più fine è, più bella è la carta. Tutto questo era manualmente, si travasava manualmente ed era veramente fatica, cioè mani sempre a bagno. Chi faceva girare tutto questo marchingegno, questo macchinario, era l'acqua del fiume. Il peso dell'acqua fa girare la ruota, in modo che l'acqua che esce di qua va a far girare la ruota della cartiera di sotto, perché le cartiere erano tutte in cascata. Si otteneva così il pistu, la pasta molle che passata poi nei telai e tra i feltri si trasformava in carta.
Nel Settecento, invece, gli stracci venivano sfibrati, ridotti in poltiglie e raffinati da un'altra macchina, l'olandese. A metà del secolo successivo, quando agli stracci si iniziava a sostituire la carta già utilizzata, il pistu si otteneva nella molassa di granito, simile a un frantoio, ma più alta e a forma di conca. Da lì l'impasto passava alla macchina continua, questo imponente apparato ideato nel 1798 da Louis-Nicolas Robert in Francia e perfezionato dai fratelli Fourdrinier. Si chiamava così perché produceva un foglio continuo. Passando per la tela, il pistu, trasportato dai feltri sotto una pressa a manicotto, si trasformava in carta, veniva poi avvolto nell'aspa e tagliato, a seconda della misura, con speciali, enormi coltelli. Dal piano più basso dell'edificio la carta bagnata saliva poi, sulle spalle di donne e bambini, sino all'essiccatoio, uspandiu in genovese, nel sottotetto. Un locale con finestrelle, le rubatte, su tutti i lati, per aumentare la corrente d'aria, quindi gelido d'inverno, dove la carta veniva stesa su corde in fibra di cocco, che non temono l'umidità e non lasciano alone, fissate a telai di legno. Fra il 1945 e gli anni 70-80, le cartiere di mele sparirono poi, a poco, ma in questo museo, dove un progetto regionale con fondi europei sta formando anche 10 giovani all'antico mestiere dei cartai, tutta la loro storia rivive e si tramanda. È un luogo magico, secondo me dal nulla si vede materializzare la carta e chiunque viene qua ha la possibilità di mettere le mani in pisto, cioè che poi è proprio la pasta che fa creare la carta. E anche il più scettico che si avvicina al museo rimane veramente ammagliato da questa magia, dall'acqua arriva la carta. I bambini che vengono qua con le scuole possono, dopo aver fatto il laboratorio con il mastro cartaio, portarsi via ognuno di loro il foglio di carta che hanno fatto. Attraverso il nuovo tunnel di valico del Turchino, realizzato dalla provincia che l'ha cofinanziato con la regione, entriamo in Valle Stura. Superata la galleria, dedicata alla memoria dei 59 martiri antifascisti trucidati al Turchino, arriviamo a Masone, dove già dalla metà del XV secolo si lavorava il ferro, come raccontano molte testimonianze del Museo Civico, nell'antico convento agostiniano di Piazza Castello, adiacente alla chiesa dell'Assunta. Il museo è dedicato ad Andrea Tubino, che l'ha fondato nel 1980 ed è stato ispiratore e curatore, sino alla sua scomparsa nel 1992, di tutte le testimonianze, i rinvenimenti, i depositi e le donazioni che mantengono viva la storia locale, dai materiali archeologici agli strumenti e alle tradizioni del lavoro e delle attività della vallata. Come il ferro. Per questo il nostro viaggio nel museo parte dalla fucina. Ci troviamo nel Santa Sanctorum, in quelle che erano le cantine del convento agostiniano, dove è stata ricostruita questa fucina che vedete alle mie spalle. È una ricostruzione quindi molto fedele, ma non è la fucina che per 3 secoli ha funzionato in Valle Stura. Però rende bene l'idea di come una volta la vita si svolgesse per buona parte dei cittadini della Valle Stura, di Masone in particolare, all'interno di questa struttura. I bambini facevano il tiramantice e gli uomini fucinavano il ferro che arrivava dalla ferriera, che era giù in paese, e di seguito, o prima o dopo, le donne avevano raccolto il minerale dell'Elba a Voltri, l'avevano portato in su,
tutti insieme si era fatto il carbone di legna, raccontata così sembra una festa, ma invece era un clamoroso episodio di capitalismo feudale, come ci ha detto il professor Pirlo. Un lavoro collettivo durissimo per produrre il ferro per gli attrezzi dei chiodaioli, dei fabbri e dei maniscalchi, per le navi e le attività marinare. E quello per falci, scuri e asce dei contadini e dei boscaioli che fornivano la legna per il carbone delle fucine. Il ferro prodotto con la tecnica del basso fuoco alla catalana, 900 gradi anziché i 1000 tradizionali, veniva poi battuto al maglio e incorporando fosfati non arrugginiva. Per questo è stato così importante anche per tutti i palazzi nobiliari dell'antica Genova. Questo è il museo tubino o del ferro. È un salto nella storia, nella nostra storia. Lazzaro Grimaldi dice, Doge di Genova se ne viene su Amazone dopo che ha sfruttato le risorse di legno della riviera e investe qui per fare il ferro per costruire Genova. Invito tutti i cittadini genovesi ad andare in via Garibaldi a vedere quei bellissimi palazzi e guardare magari con un occhio un po' più attento le inferriate, le ringhiere, tutte ancora oggi non arrugginite. Ecco, tutta l'intelaiatura di ferro è della Vallestura, non di Masone, perché a Rossinone c'erano 11 ferrieri, quindi tanto per darvi la proporzione, a Masone forse ce n'erano 2, a Campoligure 2, forse 3, non vorrei dire cose sbagliate. Però a Masone sicuramente la ferriera c'era nel 1450. Tutti gli spazi del Museo Andrea Tubino ora sono più accessibili. Con il progetto presentato dalla provincia, cofinanziato da Regione e Comune, è stato infatti appena installato un modernissimo ascensore panoramico, realizzando nuovi allestimenti. L'ascensore collega dal cortile tutti i piani del museo, dagli spazi dedicati al presepe, alle collezioni di attrezzi in ferro, a quelle dei lumi, alla cappella del convento, alle sale mineralogiche. Cominciamo dal presepe. L'associazione Amici del Museo Civico Andrea Tubino, che ne gestisce le visite, lo prepara ogni anno con pazienza e passione, arricchendolo di movimenti e figure sempre nuove, come questo arrotino, ricordo di un antico mestiere a un tempo molto diffuso e prezioso, o come il lavoro dell'officina dei carri, fondamentale quando cavalli e buoi erano i motori viventi della campagna. E poi taglialegna ai boscaioli, falegnami, calzolai e fabbri, mugnai e contadini, pastori e pescatori, fra rintocchi della campana e giochi di luce che alternando alba e crepuscolo, giorno e notte, con il cammino celeste della luna, celebrano la natività, ricordando anche la storia del borgo masonese. E al presepe, il Museo Tubino dedica anche una rara e preziosa collezione di oltre 60 statuine in legno o terracotta, dal XVII al XX secolo, di scuola napoletana e genovese, con molti abiti originali. Scandiscono il viaggio del lavoro e della storia anche le sale mineralogiche e gli spazi dedicati ai lumi, con le antiche lampade da miniera, da trasporto per i carri, da stalla, per il servizio postale e del telegrafo, fino a quelle elettriche, segnando anche la dimensione religiosa, con le candele votive e i candelabri sacri. Lasciata la cappella da cui i monaci e il feudatario potevano seguire le funzioni nella chiesa adiacente, aprendo una finestrella interna, si sale al sottotetto, appena restaurato e riallestito, salvaguardando travature e capriate originarie, in legno di castagno, illuminate anche da nuovi oblò, dai quali la luce naturale scende sino alle volte a botte delle sale sottostanti, le antiche celle dei monaci. Salutato il Museo di Masone, il nostro viaggio continua ora nella capitale della filigrana, Campoligure, con il Museo Civico Pietro Carlo Bosio, dalle preziose collezioni,
che declinano l'arte del filo d'argento in tutte le forme e le espressioni artistiche del mondo. Le sue filigrane infatti arrivano dall'Europa, dall'Asia, dall'Africa e dall'America Latina. Fondatore, ispiratore e anima del museo, nato nel 1984 e con sede nello storico Palazzo di Giustizia Campese, è stato il commendator Pietro Carlo Bosio. Rinomato maestro filigranista, iniziò le sue collezioni acquistando i primi oggetti a un'asta londinese nel 1960. Questo signore appassionato di filigrana e filigranista nel secondo dopoguerra ha girato tutto il mondo per raccogliere gli oggetti più significativi, più pregiati e poi ha deciso di donarli tutti al comune di Campoligure, che quindi nel 2008 ha restaurato quello che era il museo precedente ed è forse l'unico centro al mondo, l'unico museo al mondo in cui si possono vedere oggetti provenienti da vari continenti e quindi si possono anche ammirare proprio i diversi tipi di lavorazione, i diversi modi di utilizzare il filo, di lavorarlo per creare appunto questi oggetti assolutamente unici nel loro genere. Il Museo Civico Bosio, rinnovato nel 2008 ampliando gli spazi espositivi, è il principale centro europeo di documentazione sulla filigrana. Da poco sono stati completati altri interventi con il cofinanziamento del Po regionale e del Comune di Campoligure nel progetto presentato dalla provincia per la rete dei musei di Vallata. Si possono così ammirare le vetrine con le nuove donazioni della vedova di Pietro Carlo Bosio, Stefania Bottero, e il museo offre anche filmati, tecnologie multimediali e un nuovo catalogo. «300 i pezzi esposti, di varie epoche, e raccolti per aree geografiche, per meglio evidenziare le loro diverse scuole di lavorazione». Ampio spazio alla filigrana italiana. Tra le città protagoniste Genova, da cui proviene questa maestosa ed elegante voliera del Seicento, che riproduce una villa a 2 piani, con colonne neoclassiche, terrazzi e tetto a padiglione. E poi Venezia, Roma, Firenze, Cortina d'Ampezzo e Trapani, che offre opere come questa acquasantiera del XVIII secolo, riccamente ornata in filigrana e corallo, su un piatto dorato. In Europa tanti oggetti preziosi anche dalla penisola iberica e solo per citare qualche esempio fra i molti possibili di capolavori dal mondo, il cocchio indiano del XIX secolo in argento e filigrana con i sedili imbottiti e i cavalli rampanti, o le filigrane russe dei primi del Novecento in argento e smalti policromi della scuola di Fabergé. Ma Campoligure alimenta la sua vocazione per la filigrana anche con un nuovo progetto che fa volare quest'arte sulle ali delle farfalle create in tutto il mondo. Abbiamo molti contatti adesso tramite il centro di documentazione con vari artigiani presenti nel mondo e quindi riusciamo ad ottenere delle piccole donazioni di farfalle dove vengono evidenziati gli stili di lavorazione di ogni nazione praticamente e quindi oltre ad essere un valore testimoniale è sicuramente una ricchezza sia per il museo ma soprattutto per quest'arte che deve essere tutelata e valorizzata a livello mondiale. Interessante da notare ad esempio che nella filigrana campese troviamo tipo 42 forme di riempitura, quindi un patrimonio veramente immenso e è anche unico in quanto dalle altre parti del mondo bene o male ci fermiamo sui 4-5 tipi di riempitura. Ecco. L'ultimo piano del Museo Bosio accoglie la filigrana campese e gli antichi macchinari per le lavorazioni. La filigrana è arrivata a Campoligure nel 1884, con la prima bottega aperta dal maestro Antonio Oliveri e ben presto nel borgo diventarono 33 i laboratori di quest'arte. Alimentata ancora oggi
con le bruscelle, le tipiche pinze, il cannello per saldare i fili d'argento e le piastrelle dove si creano i ricami della filigrana, in 13 laboratori. È un'arte che spesso si tramanda di generazione in generazione. Per fortuna, con un po' di orgoglio, diciamo che ci sono 2 giovani che lavorano la filigrana. Adesso è partito un progetto europeo che sta insegnando la lavorazione della filigrana a 10 persone, quindi speriamo che quest'arte possa tramandarsi ancora, speriamo di renderla viva, e come amministrazione comunale, soprattutto con l'interessamento dell'assessore Enrico Bongiera, si è tentata la candidatura all'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità proprio per salvaguardare quest'arte che non vada perduta. Lasciato l'incanto della filigrana, la prossima tappa è Rossiglione, dove il Museo Passatempo, fondato da Guido Minetti e da sua moglie Silvia Pizzorni, ha appena inaugurato una nuova sede, civica, nell'ex scuola elementare restaurata, allestita con fondi del Po regionale e comunali nel progetto della provincia per i musei di Vallata. Qui si fondono la storia del Novecento con l'innovazione, la dimensione fisica e palpabile degli oggetti con quella virtuale delle installazioni digitali più avanzate, in un viaggio intorno a tutto ciò che ha accompagnato la vita del XX secolo e cambiato mode, abitudini, sogni e desideri. I sogni e la realtà del Novecento hanno galoppato moltissimo, anche a cavallo delle 2 ruote. E fra elettrodomestici agli albori che segnano il boom economico degli anni 50, una gloriosa Olivetti introduce agli spazi dedicati all'industria di Ivrea e ai valori della sua guida più grande e ispirata, Adriano Olivetti, l'imprenditore umanista che metteva al centro l'uomo, i diritti e l'etica del lavoro per produrre macchine da scrivere e da calcolo, sintesi di funzionalità e di bellezza. Tutte opere d'arte, dalle storiche Olivetti M40 ed M20 alla serie Lexicon, alle portatili, alle calcolatrici di Visuma 24, con meccanismi 100 volte più complessi di un orologio. Il nuovo Museo del Novecento è anche imperdibile memoria di Rossiglione, come ci dice la stanza con gli antichi banchi in legno e le immagini che ricordano l'origine di questo edificio. Alle nostre spalle c'è questa classe del 1951 che riunisce intorno al suo maestro i ragazzi nati nel 1944. È una foto altamente significativa ed è giusto che sia ricordata in questo ambiente, perché questo è un edificio di fine Ottocento che per un secolo ha ospitato tutte le classi elementari di questo paese. Quindi un edificio che ricorda i primi anni di cultura dei ragazzi, di chi è nato e che è vissuto in questo paese, e adesso ospita questa straordinaria mostra che in parte ricorda appunto episodi e personaggi e la storia quindi del nostro paese, di Rossiglione, lo confronta con la storia d'Italia, perché qui dentro nelle varie sale c'è la storia degli oggetti di modernariato e degli oggetti insomma che hanno fatto la storia industriale anche dell'Italia. Questa macchina del tempo rinnova e catalizza l'attenzione anche sul suo straordinario fratello maggiore, l'immenso giacimento nella casa dei fondatori del Passatempo, Guido Minetti e Silvia Pizzorni,
che cattura appena entrati, con l'allestimento dell'emporio di una volta, dove si trovava di tutto. E poi ecco un'officina meccanica con una trionfante pompa da benzina degli anni 30. Il lusso agli albori dei salotti buoni, con il prototipo prezioso del televisore geloso del 52, tutto in legno e radica, che ha colpito anche Filippo Daverio, e il giradischi nel mobile bar. Precede i giochi televisivi da trasmissioni memorabili e una collezione sorprendente e magnifica di moto e scooter, tutte funzionanti, che fanno correre emozioni e meraviglia. E se al bar del Giambellino, in onore del Cerruti Gino e di Giorgio Gaber, c'è una magnifica lambretta TV 175, a poca distanza c'è una trionfante Vespa 150 del 57 che Guido, infaticabile raccoglitore e restauratore, ha corteggiato per anni. Poi l'ha avuta in regalo, insieme a una damigiana di vino, e con quella Vespa ha cominciato il matrimonio con Silvia e la loro collezione, sempre in coppia. Spesso il collezionista è da solo, perché comunque è un'esperienza personale che nasce da esigenze, da un suo percorso di vita, per mille motivi, comunque spesso è un percorso solitario per tanti aspetti. E il fatto che nel nostro caso sia diventato un percorso doppio, forse dal mio punto di vista l'ha arricchito, ha fornito dei punti di vista diversi, fra virgolette più femminili, ma comunque complementari, diciamo che da questo punto di vista è stato interessante, speriamo di andare avanti con altre idee, altri sviluppi. Sono innumerevoli i pezzi dei quali Guido va orgoglioso, come l'ultima Vespa 125 con cambio a bacchetta del 1950, arrivata impeccabile ai giorni nostri. Perfetta come la luccicante bianchina nel garage inferiore, accanto a un Ape Calessino, è una vera sorpresa per intenditori della Piaggio, una Vespa 400 che di ruote ne ha 4, perché è una piccola auto a due tempi, prodotta in Francia dal 1957 al 1961 e rarissima in Italia, per evitare concorrenza con la 500 Fiat e appunto la bianchina. Questa è una delle pochissime immatricolate a Genova. Il passatempo è pieno di tesori e memorie del Novecento e lo stesso spirito, con scenari diversi, anima entrambe le sue sedi. Sono due espressioni leggermente diverse che però raccontano la stessa storia. In pratica la casa museo è una raccolta di oggetti così diciamo che viene visitata anche diciamo più intimamente da amici, da persone che sono veramente interessate ad approfondire anche un qualche cosa, quindi è più personale. La parte civica siamo molto contenti delle realizzazioni, anche perché a parte il discorso di proseguire il cammino fatto dagli altri musei, e mi riferisco sempre ai 4 musei, senza trascurare naturalmente Badia di Tilieto a prescindere, a partire per primi, comunque il Museo della Carta, il Museo del Ferro, della Filigrana, ma soprattutto quello di Masone che termina il suo periodo diciamo praticamente quando poi noi iniziamo a scoprire i nostri oggetti. Loro raccontano i lumi a petrolio eccetera, e noi arriviamo alla lampada del design degli anni 60, 70 eccetera. Quindi questo percorso di valle secondo noi diciamo che abbiamo lavorato a questo progetto è abbastanza azzeccato, è necessario. Siamo alla fine del nostro itinerario che abbraccia quasi 1000 anni di storia, ma voi se volete rifatelo dal vivo. I tesori delle valli Leira, Stura e Orba vi aspettano.